Parliamo di arte e di guerra, una carezza a chi soffre, dall'artista Edo Janić, classe 1943, che nella sua casa di Valvasone ha rimontato una sua deposizione che oggi dedica alle donne che soffrono a causa della guerra. Il servizio di Lara Boccalon. Ci accoglie nella sua casa studio, mostra permanente del suo ricco universo creativo, dalle incisioni decantate dall'amico Sciascia che lo definì tra i migliori e dall'editore Sellerio, dove Edo Janić è di casa, ai dipinti, alle sculture in cui la luce è dominante, alcune realizzate anche per il Vaticano, un percorso artistico lungo 60 anni, denso di opere spesso nate solo su impulso interiore, da una foga espressiva febbrile che si replica ininterrotta ancora oggi nella dimora di famiglia, a pochi passi dal Duomo di Valvasone, sue anche le formelle del portale, da qualche tempo a prodo di una vita in continuo movimento tra Venezia, la Sicilia, il Friuli e l'Europa. Sono nato qua, allora ho capito che questa cosa del genius loci funziona. Nei posti dove si nasce e si ritorna c'è una certa energia. L'occasione del tempo pasquale, ma anche l'esplodere del vicino conflitto lo hanno spinto a rimontare all'ultimo piano e a rimetterci davanti agli occhi e al cuore il grande calco in gesso di una sua deposizione che trascina magneticamente l'animo di chi guarda a condividere lo scuotimento spirituale avvertito dall'artista multianime e un urlo lancinante spiega la rappresentazione del dolore al femminile. La Madonna gli danno il corpo del Cristo sulle ginocchia. Lei sente che pesa di più di prima. Allora pensa, se gli tolgo il peso, ritorna a vivere. Allora la alza, però nell'espressione davanti lei ci crede, però se si va di lato non ci crede più. Allora lei si illude di fare un miracolo e ci vuole credere a questa illusione, perché credendoci ha uno spiraglio di vita. 10-15 giorni fa mi sono messo in mente di rimontarla, però siccome ci sono rumori di aerei, le cose, insomma, c'è una certa tensione. E allora ho pensato di dedicare questa sofferenza del femminile alla sofferenza del femminile durante tutte le guerre. Allora gli uomini fanno le guerre, ma chi soffre di più sono le donne. Essendo generanti di vita, quando la vita manca sono quelli che soffrono di più.